Pasqua di Grazia Deledda. La mattina del sabato santo, Apollonia Fara balzò dal suo gran letto di legno a baldacchino quando l'alba cominciava a mettere un glauco riflesso sull'unico vetro del finestruolo. Unico vetro grossolano, ma stupendo per il piccolo quadro che ci si vedeva. Un paesaggio che nella freschezza chiara e quasi sbiadita dell'incipiente primavera pareva dipinto dal Poussin. Una falda di collina, un ruscello azzurro e tortuoso e alberi radi pittoreschi, i cui rami, verdi di musco, cominciavano ad ornarsi di foglioline tenere. Ed erba dappertutto, bassa erbetta chiara che dava un'impressione di purezza e d'innocenza a chi guardava. Mentre indossava il suo costume giallo e rosso, Apollonia osservò il cielo attraverso il vetro. Poi andò a guardare entro una corba intessuta da sfodelo, colma di farina lievitata fin dalla sera prima, e sulla quale ella aveva segnato col dito la Santa Croce. La farina s'era un po' sollevata intorno a questo segno di buon augurio. La giovine donna prese la corba sulle braccia bianche robuste e la portò nell'attigua cucina. Impastò la farina, poi accese il forno e preparò il caffè. A misura che il giorno schiarivasi roseo e tiepido, Apollonia pensava con trepidanza: egli verrà alle 8, forse alle 9, forse più tardi, forse domani. Oh Gesù mio, piccolo Gesù Cristo mio. Bene, non ci voglio neppur pensare, venga quando vuole. Ma suo malgrado ricadeva nel solito pensiero. La persona di cui ella aspettava e temeva la venuta era il giovane vicario, che doveva visitar le case del paese per la benedizione pasquale. Il giovane vicario era stato qualche anno prima fidanzato con Apollonia, ma ella lo aveva abbandonato per sposarsi con un ricco pastore. Il giovine, pazzamente innamorato di lei, aveva tentato suicidarsi, sparandosi una revolverata al fianco. Salvato a stento, egli poi s'era fatto prete. Da poco tempo era tornato in paese col titolo di vicario, ed ogni volta che vedeva Apollonia diventava un po' pallido. Ella lo guardava con indifferenza. Quella mattina però ella sentiva un certo fastidio nel pensare che egli sarebbe entrato nella sua casa per benedire il suo pane ed il suo letto ancora infecondo. E quando spalancò il finestrino per guardare la processione che passava salmodiando e vide il viso magro e spaventato del vicario, si turbò. Rimase tuttavia a guardare. Precedeva la processione una Madonna bruna con 7 spade confitte nel cuore, che andava in cerca del figliuolo morto. Seguiva lo stendardo di broccato verde. Venivano poi i musicisti paesani e le donne vestite a lutto. Quando tutto sparì in fondo alla strada campestre, Apollonia ritornò al suo forno e alla sua farina impastata, della quale fece mirabilmente il pane per la Pasqua. Pane bianchissimo, tutto intagliato e traforato. Le casadinas, focacce di pasta e di formaggio fresco ingiallito con lo zafferano, e certe figurine in forma di bimbi fasciati, di mummie, di uccelli, che per testa avevano un grosso uovo cotto. Nella casetta deserta e nella campagna soleggiata regnava un profondo silenzio. Le campane tacevano, legate per la morte di nostro Signore, e tutte le cose partecipavano a questo silenzio in attesa di un arcano avvenimento. Solo qualche uccello cominciava a cantare fra le siepi, ma tosto taceva, quasi impaurito dal silenzio che interrompeva. Le ore passarono ed il vicario non venne. Verso le 10 Apollonia sentì come un brivido passare per l'aria. Anch'ella ebbe un sussulto e sollevò la testa, ascoltando. Le campane suonarono, e attraverso il loro primo squillo risuonò uno sparo, poi un altro, poi altri 3, poi 10, poi 100.
Grida e voci di letizia quasi folle accompagnavano il suono delle campane e lo scoppio delle fucilate ripetuto dall'eco della collina. Frotte di bambini passarono cantando per il villaggio «Bivu er Deu, prosudis pettu esudu Deu». Lagrime di gioia mistica velarono gli occhi di Apollonia. Ella finì di cuocere il suo pane, le sue focacce, i suoi dolci pasquali, e nel pomeriggio ricevette da vicini parenti ed amici e ricambiò regali di pane, dolci, carne. Ad ogni nuovo regalo ella compiacevasi confrontare il pane ricevuto con quello fatto da lei, felice di trovare più bianco e più ben fatto il suo. Verso sera tornò dall'ovile il marito. Tornò sul suo forte cavallo bianco, con una bisaccia colma di latticini e con 2 agnelli, uno bianco e l'altro nero, che dovevano servire per il banchetto pasquale. Era ricco il marito di Apollonia, ma come tutti i mariti ricchi che hanno sposato ragazze povere, era brutto e vecchiotto. Nel suo viso giallognolo solo il naso e un po' della fronte e un po' delle guance emergevano fra una nuvola nera di barba e di capelli arruffati. Il sabato sera cominciarono le feste pasquali. Il ricco pastore invitò a casa sua parenti, amici, vicini, e tutti cantarono, improvvisando canzoni di gioia in onore di nostro Signore risorto. Intanto mangiavano le focacce e bevevano vino, assenzio ed acquavite. Manco a dirlo, tutti si ubriacarono per far dispetto ai giudei che avevano crocifisso Gesù nostro. Anche l'indomani mattina Apollonia s'alzò all'alba, perché doveva per mezzodì preparare il pranzo pasquale. A misura che il sole saliva sopra la collina, la giovine donna si turbava nuovamente pensando alla visita del vicario. Ah, oggi verrà certamente. Apollonia sa che anch'egli si è alzato all'alba e vestito degli abiti sacri, seguito da un uomo con una bisaccia sulle spalle e da un fanciullo con una secchia di acqua benedetta, fa le visite alle quali non ha potuto accudire ieri. In ogni casa le donne gettano entro la bisaccia pane, focacce, frutta secche, e nella secchia uova e monete. Davanti alla casa di Apollonia, egli arrivò verso le 9. L'uomo della bisaccia si curvava sotto il peso dei regali avuti, e il fanciullo, con la secchia quasi colma di uova e di monete, pareva avesse attinto ad un pozzo miracoloso. Il sacerdote entrò senza chieder permesso nella casa di Apollonia e per la prima volta da che rivedeva la giovane donna non impallidì, mentre impallidiva lei. Avrebbe egli benedetto o maledetto la casa dove viveva felice colei che lo aveva condotto fin sul limitare della morte? Ella si faceva questa domanda con una specie di terrore, giacché nei piccoli paesi sardi si crede che i sacerdoti possano, per mezzo dei libri sacri, scomunicare e maledire con molta efficacia. Ma bastò che Apollonia guardasse il viso ispirato del sacerdote ed il gesto soave col quale egli prese l'aspersorio lucente e sparse l'acqua santa di qua, di là, di su, di sotto, perché ella si convincesse che anche in cuor suo egli benediceva. Allora ella aprì l'uscio che chiudeva la stanza delle provviste. Egli benedisse il pane, le focacce, il frumento, i legumi, il formaggio. Apollonia sopraccaricò la bisaccia con 2 grandi pani, 5 focacce, una corona di fichi secchi. Poi rientrò col sacerdote in cucina e timidamente aprì l'uscio che dava nella camera da letto. Dal finestruolo penetrava una vivissima luce d'oro. Col respiro sospeso, muta e pallida, Apollonia guardò il prete. Ah, anch'egli sarà fatto un po' bianco in viso, ma la sua mano soave versava la benedizione sul letto nuziale, augurando fecondità. Allora Apollonia gettò la sua offerta nella secchia e una lagrima cadde sull'acqua santa, formando un piccolo cerchio,
nel gran cerchio fatto dalla moneta.